Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte avremo ospite il Presidente della Regione Veneto, poi invece ci sarà una tematica molto importante che riguardano le coppie che si separano sempre più facilmente. Allora lo saluto e lo ringrazio, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Buonasera Presidente, Buonasera. Grazie come sempre della disponibilità, perché so che è oberato, ma sarà anche un po' stanco immagino, perché davvero sta battaglia non ne veniamo più fuori, Presidente. C'è una guerra, mai una persona pensa di candidarsi per governare la Regione Veneto e ritrovarsi in mezzo a un terreno di battaglia, dobbiamo resistere e noi passiamo le nostre giornate in protezione civile. Le dico anche onestamente che è una battaglia che si fa col cuore, visto considerato che stiamo parlando della salute dei veneti. Adesso siamo impegnatissimi sul fronte dei vaccini, per dire, no? Quindi i risultati se ne vedono, abbiamo concluso, abbiamo di fatto esaurito tutti i vaccini e questa è la dimostrazione dell'efficienza veneta, quindi ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando per le vaccinazioni. Che lei lo faccia col cuore non ci sono dubbi, si vede, si nota, in tutto quest'anno sicuramente il Veneto lo ha capito alla grande. Io credo che però da questa pandemia, Presidente, sia fatica che dare, perché sento ogni giorno delle colpe, ci sono le code di qua, non arrivano i vaccini, ma credo sia anche una cosa anomala che sia da qualsiasi parte si debba prendere decisioni, sia di difficile soluzione. È d'accordo in questo? Partiamo dalle code. È ovvio che la coda è sempre qualcosa di non bello da vedere, è disagevole, soprattutto se una persona ha qualche problema, anche a mettersi in coda magari non è un giovane. Noi facciamo l'impossibile, però se vogliamo fare i vaccini purtroppo dobbiamo adeguarci un po' di code, è impossibile avere un trattamento da business class, no? Consideri che io dico sempre che forse è meglio un'ora di coda che un mese di terapia intensiva. Io ho questa preoccupazione di vaccinare il più possibile tutti gli anziani. Stiamo andando alla grande e penso che alla volta di una settimana, 10 giorni, gli over 80 li abbiamo conclusi tutti. Ed erano 400.000, e dei quali 100.000 a domicilio perché comunque hanno problemi a spostarsi. E poi abbiamo tutti i fragili, i vulnerabili, quindi le persone malate, gli oncologici, eccetera, e si va avanti con questo stile. E spesso la soluzione ce l'ha in mano chi è non a bordo campo, ma è sulla tribuna, guarda la partita e dice sa già quali sarebbero gli uomini giusti per segnare e fare gol, per vincere il campionato, eccetera, ma a bordo campo ci sono io. E oggi stiamo veramente lottando contro questo virus. Certamente. Senta Presidente, ieri diceva in conferenza stampa, quella di mezzogiorno, che c'è scarsità di vaccini, oggi ne sono arrivati 14.000 della Pfizer. Ecco, com'è la situazione in prospettiva sotto un profilo vaccinale? E le chiedo questo perché se oggi ci sono queste code, a maggio, quando ci sarà davvero vaccino per tutti, davvero le code saranno interminabili? No, perché a quel punto saremo ancora con ulteriori linee vaccinali, ma a quel punto avremo anche i medici di base che saranno entrati a regime, sono 3.000 medici che possono fare, se entrano a regime, metta anche 10 vaccini al giorno ai loro mutuati e vorrebbe dire 30.000 vaccini solo dei medici di base. Avremo tutte le farmacie che vaccineranno, perché sono già autorizzate, e anche lì abbiamo un altro network di vaccinazione. Avremo insomma molto più capacità vaccinale. In questa fase però, piuttosto che stare lì a aspettare che entrino in campo tutti questi soggetti, abbiamo pensato di spingere noi. Guardi, la situazione dei vaccini è presto detta, noi li abbiamo finiti. Cosa vuole che le dica? Andremo avanti a scartamento ridotto i prossimi giorni, perché comunque vaccini non ce ne sono a sufficienza rispetto alla nostra capacità di vaccinare. Cioè noi non abbiamo forniture per 35.000 o 30.000 vaccini al giorno. E quindi? E quindi attendiamo che arrivino tempi migliori, ma nel frattempo i veneti sanno che Zaia e la Regione fa in modo che tutti quelli che si possono inoculare, si possono iniettare di vaccini li facciamo, non ce li teniamo in magazzino. Ecco, ma quando potranno arrivare un numero più considerevole, Presidente, di vaccini?
Ma è un numero considerevole di vaccini, io penso che già da metà aprile, perché il 19 aprile dovrebbero arrivare Johnson Johnson. Significa un vaccino che ha solo un'iniezione, quindi non avremo richiamo e quindi ti farai quell'ora di coda, fai il vaccino e è finita. E avremo sicuramente più AstraZeneca, avremo sicuramente più Pfizer, arriveranno anche nuovi vaccini, io spero che legalizzino, o meglio autorizzino, scusi, brutto termine legalizzino, ma di fatto è così, lo Sputnik, e poi abbiamo il vaccino cinese, il Novavax americano, insomma di vaccini ce n'è sul mercato, è sufficiente che vengano autorizzati. Senta Presidente, per quanto riguarda l'AstraZeneca, la Germania ha sospeso appunto questo vaccino perché sono successi di nuovi casi, questo nome addirittura è cambiato, non sono nemmeno capace a pronunciarlo perché sembra quasi un vaccino russo, quindi cosa sta succedendo sotto questo profilo per quanto riguarda questo vaccino, dove nei social viene detto io l'ho fatto, la febbre a 39, sto male, cioè se ne dicono di più, cioè, per tranquillizzare ovviamente l'utente. Guardi, le cito l'esempio dei miei genitori. Mio papà ha 79 anni, è del 42, mia mamma del 44 e ha 75 anni. Io le dico che entrambi i miei genitori hanno fatto AstraZeneca, sono stati convocati in provincia di Treviso regolarmente come i loro coetanei, si sono fatti la prima giornata tranquilli, se lo sono fatti mi sembra al primo pomeriggio, alle 2 del pomeriggio, sono fatti tutta la prima giornata tranquilli. Il giorno dopo debolezza, dolore d'ossa e un po' di febbriciola mio papà, e il giorno dopo ancora tutti e due come due canarini, mia mamma a fare la spesa in auto, mio papà è tornato a lavorare, per cui questa è l'esperienza che io di AstraZeneca. Perché la dico? Perché riguarda anche i miei genitori, così sfattiamo l'idea che ci sia la casta. Ecco, io non sono vaccinato ad esempio a proposito di casta, per cui sostanzialmente sono i sintomi previsti dal bugiardino. Dico anche però a quelli che si sono fatti AstraZeneca che AstraZeneca ha una grande risposta anticorpale, questo va ricordato, cioè ha una grande risposta, quindi come si dice, non sembra che sia un vaccino che non funziona, funziona, e se consideriamo quanti ne abbiamo fatti, noi in Veneto ad esempio non abbiamo avuto casi gravi, abbiamo avuto esempi come quello dei miei genitori. Certo, quindi abbiamo tranquillizzato ovviamente anche, è l'importante che arrivino. Senta Presidente, prima di congedarla, come sempre di ringraziarla, io entro un attimino sotto un profilo ristori o ovviamente rimborsi per chi in questo periodo è veramente in grande difficoltà. Secondo lei c'è stato un equilibrio tra questa pandemia che ha colpito il mondo intero, però anche ovviamente le aziende che lavorano, le persone che lavorano, non si poteva fare un equilibrio migliore in modo tale che si potevano chiudere le attività, però si potevano dare dei ristori per dare una risposta un attimino più tranquillizzante a chi ha queste attività. Invece c'è un fermento, una arrabbiatura continua, tutti i giorni, lei lo sa benissimo perché lo vive quotidianamente questo problema. Ma guardi, io le dirò questo, innanzitutto chi protesta ha sacrosanta ragione ed è il sale della democrazia di esporre le proprie ragioni. Non è che si va a protestare per il nulla, si va a protestare perché ci sono aziende che non apriranno più i battenti, ci sono persone in grossissima difficoltà, abbiamo 60.000 persone che hanno perso il lavoro, insomma c'è tutto un contesto nel quale appunto di malcontento, di difficoltà ci sono e sono evidenti. Detto questo, io spero che dal governo arrivi un decreto sostegni che sia almeno operativo, che mandi soldi alle nostre imprese, a chi è in difficoltà. Se ne sono già sprecati tante di risorse in questo paese, direi che bisogna tornare a aiutare chi veramente è in difficoltà, le aziende che non hanno fatto fatturato, a chi non è mai riuscito ad aprire, alle tante categorie che veramente da un anno hanno lavorato forse un paio di mesi quest'estate. Penso al mondo dello spettacolo, penso ai ristoratori con le grandi difficoltà, ai bar, alle palestre, penso agli spettacoli viaggianti, al mondo dell'intrattenimento e a molte altre attività che pur magari rimanendo aperte non hanno i risultati, perché penso al mondo dell'abbigliamento, a tanti comparti. Quindi veramente il governo deve essere a fianco a queste aziende, soprattutto in Veneto, visto che siamo dei buoni pagatori di tasse e manteniamo l'Italia. Ma è migliorata questa cosa col nuovo governo secondo lei? Cioè questo governo Draghi riuscirà a soddisfare le esigenze di chi ne ha bisogno sotto un profilo ovviamente economico?
Guardi, avremo il termometro dell'arrivo delle risorse e capiremo quante ne arriveranno, con che rapidità arriveranno e vedremo subito se le nostre imprese saranno soddisfatte oppure no. E dal suo punto di vista crede che soddisferanno le esigenze così? Guardi, dal mio punto di vista penso pelle. che è positivo il fatto che si parli finalmente della differenza di fatturato e siano abbandonati i codici Ateco, però non ne so la ricaduta pratica, per cui non mi sento di esprimere considerazioni finché non si vedranno i Invece risultati. una considerazione, può dirmi come vede il Veneto sotto un profilo produttivo per quello che è successo, sta succedendo ovviamente, lei che è il sentore di tante aziende e ovviamente anche di tutte le associazioni di categoria. Ma guardi, ci sono imprese che hanno lavorato, ci sono imprese che hanno lavorato un po' di meno, ci sono imprese che non sono riuscite a lavorare e ci sono imprese che hanno lavorato più del solito. Quindi è variegato la risposta. Di certo tutto il mondo del commercio invece, io stavo parlando delle industrie prima, sul fronte del commercio e dei servizi è ovvio che lì il problema è un problema grosso, un problema importante. Ecco, in conclusione, ritornando al vaccino, leggevo proprio ieri, la Di Capo ha detto questo virus, questo Covid lo dovremo mantenere per tutta la vita. La domanda che le faccio, se dovremo mantenerlo con tutta la vita, avremo gli anticorpi per poter viverci e conviverci bene con questo virus secondo lei, oppure vivremo ancora per molto tempo con molti problemi? L'umanità non si è mai estinta per un virus, abbiamo avuto, pensi anche alle grandi epidemie, no? La colera del 1630, la spagnola che praticamente era una roba simile a quello che sta accadendo ad oggi, il 1919, alla fine non avevano i vaccini, non avevano le cure che abbiamo oggi, non avevano le terapie intensive e ne sono venuti fuori anche loro, ne verremo fuori anche noi, poi diventerà un virus endemico, ubiquitario, chi vuole negli anni andrà a farsi il vaccino come fa per l'influenza e chi non vuole non se lo farà. Ma lo sa perché ho detto questo. Questo è un virus che ha una bassa mortalità, per cui si adatterà velocemente all'ospite, questo è il dato, non è l'Ebola che ammazzava il 90% Certo. delle persone contagiate, quindi abbiamo una mortalità bassa e quindi una possibilità di adattamento del virus elevata, perché il virus non ammazza il suo ospite, cioè noi. A conclusione ho detto questo, Presidente, perché Sì, vedo... voglio precisare che mortalità bassa non vuol dire che lo sto banalizzando. Noi abbiamo oltre 10.000 morti. Il virus crea, ovviamente con la logica di grandi numeri, mortalità. Ovviamente rapportata alla popolazione viene definito un virus a mortalità bassa perché è una percentuale bassa di mortalità. Ha fatto bene a precisarlo proprio in questo ragionamento, Presidente, perché mi ha fatto arrabbiare un po' la classe politica, perché in questo momento c'è una discussione appunto tra i vari partiti che si dimenticano che ogni giorno muoiono quasi 500 persone e ha fatto bene nel ricordarlo perché è una delle cose davvero drammatiche. È una tragedia, Borile, è una tragedia, è inutile che stiamo qui. Sono C'è anche una persona morta con questo virus, in generale è una tragedia. Ma lo è ancora di più sapendo come si muore di questo virus. È vero. Lo so perché ho detto questo, Presidente, anche perché ormai la gente davvero è stanca, non ha questa impressione, magari con l'Ebola molti anni fa non c'era ovviamente la vita frenetica che c'è al giorno d'oggi, però vedo la gente stanca, non ne può davvero più, non so se ha l'impressione anche lei, non può uscire, manca la libertà, cioè proprio vedo la gente stanca e speriamo davvero termini presto questo periodaggio. Me lo auguro anch'io. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Grazie, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.